Buon pomeriggio e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. È stato identificato dalla polizia l'autore delle minacce alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Su disposizione della Procura di Siracusa, la Polizia Postale e la Digos hanno eseguito una perquisizione nei confronti di un uomo di 27 anni, disoccupato e residente nella provincia siracusana, indagato per violenza privata aggravata nei confronti della Presidente del Consiglio. I carabinieri di Priolo Gargallo e della sezione di Siracusa sono intervenuti in un'abitazione in quanto un 39enne armato di pala e mazza in ferro stava minacciando i propri parenti per farsi consegnare del denaro, verosimilmente per l'acquisto di stupefacente. Durante l'intervento delle pattuglie il soggetto ha anche aggredito i militari che per disarmarlo e immobilizzarlo hanno utilizzato lo spray al peperoncino. Nel corso di un servizio di controllo nel Palermitano, i militari hanno arrestato un 19enne di Villa Abate con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'indagato, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 1 chilogrammo di hashish e 22 infiorescenze di marijuana. Materiale edilizio di risulta contenente presumibilmente amianto, apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso, residui in legno, scarti vegetali ed imballaggi in vetro. Questo ma non solo nella zona di via Pasiano, in corrispondenza con l'intersezione di via San Piero Patti, ad Acireale, sottoposta a sequestro dalla Polizia Municipale, nell'ambito delle operazioni per garantire il rispetto della legalità. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.